Ciao a tutti da Sardustinato, siamo giunti al terzo video e questa volta parleremo di un'altra tipologia di furbetti. Parliamo di una razza in via di estinzione che poco prima dell'esplosione di internet prosperavano tranquillamente dappertutto. Ma insomma, di chi mai starò parlando? Ma è ovvio, sto parlando del fotografo Marpionis. Il Marpionis, questa antica e nobile arte, oggi in via di estinzione, che un tempo si tramandava di padre in figlio. Era molto facile poter individuare un Marpionis da un altro fotografo, perché nel suo linguaggio la parola più comune usata era questa. Come sei fotogenica! Come sei bella fotogenica! La prima tipologia del Marpionis era il Marpionis mano lesta. Questa straordinaria figura, forse la più antica che si ricordi a memoria d'uomo, ha la straordinaria abilità non solamente di accaparrarsi delle belle ragazze, ma di farle degli ottimi complimenti e poi di toccarle in tutte le posizioni possibili. Infatti era solito iniziare con dei complimenti, dare dei consigli, spesso di vita o di lavoro, e per finire con un bel palpeggiamento alle parti intime. Come sei fotogenica! Sì, sei bellissima, sì, diventerai una star eccezionale. Bene, siamo giunti alla seconda figura, il Marpionis figus. Stiamo parlando di un'altra tipologia molto antica, che però si trova raramente sui libri di storia. Il figus era noto per le tante promesse e la parlata da figaccione. Spesso si spaccia per un noto fotografo di moda che ha contatto con stilisti e lavora per giornali di tendenza. Ovviamente la promessa principale è quella di dare un lavoro, sicurezza e fama garantita alla giovane ragazza. Ecco a voi un esempio del Marpionis figus. Poppo Farbacco, quanto sei bella e fotogenica. Molto interessante, molto. Arriviamo quindi alla fine con la terza e ultima figura. Il Figus Temerarius. Questa figura si perde nella notte dei tempi e per alcuni è addirittura solo un mito. Il Temerarius è noto per la sua spregiudicatezza e l'abilità nel convincere la ragazza a fare pressoché qualsiasi cosa, compresa lasciarsi fotografare in posizioni estremamente spregiudicate. D'altronde per la fama e la gloria bisogna passare per queste cose. Eccovene un esempio. Allala, che attrice nata, sei proprio fotogenica! Solitamente ciò che contraddistingue queste tre figure di Marpionis è l'attrezzatura estremamente antiquata, luci scadenti e un ambiente che è tutto fuorché professionale. Ma come ci insegna il figus, lui se ne fa beffe delle nuove tecnologie e continua a utilizzare nel nome dell'arte anche vecchie fotocamere. In realtà non c'è nessun altro scopo se non quello di accaparrarsi delle belle ragazze. E se ci scappa una sveltina saranno anche contenti e soddisfatti, per poi vantarsene con gli amici al bar, mostrando loro i lavori di queste belle ragazze che spesso pagano delle cifre importanti per non avere nulla in cambio. Usate internet perché quello è il metodo migliore per stare lontani da queste tre figure mitologiche del fotografo Marpionis. Bene, abbiamo finito anche per questa volta. Spero di avervi dato dei consigli molto utili e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao a tutti!